Quanto si resiste però col 50% di capienza? Non si può resistere molto. Questa è proprio una boccata d'aria appena per dire ci siamo, più che altro serve per dire ci siamo e vogliamo far vedere che facciamo qualcosa. In realtà non si può. La storica pista da ballo Odissea di Spresiano ospita questa volta a sedie distanziate il palco, una conferenza stampa. Sono le sigle sindacali dei locali da ballo Treviso, Padova, Venezia che incontrano il segretario nazionale Maurizio Pasca e l'assessore alla sanità del Veneto Manuela Lanzarin per stringere una sorta di patto. L'obiettivo ad una settimana dalla riapertura con capienza solo al 50% è di arrivare a riaprire i locali al 100% per Natale, 70% entro fine novembre. È stata un'odissea a riaprire, dicono, nonostante il parere favorevole del CTS del 23 luglio scorso, e sarà un'odissea ugualmente sopravvivere con una pressione fiscale al 48% e un'IVA al 22%, il doppio di quella prevista per cinema e teatri. La promessa è quella che con la curva dei contagi che scende giornalmente, entro la fine di novembre e metà dicembre i locali possono ritornare con la loro capienza effettiva al 100%. Speriamo che a breve queste limitazioni siano veramente tolte, perché è veramente dura stare aperti con le spese che abbiamo, con questi numeri, insomma. Spese come quelle del punto tamponi che l'Odissea sta sostenendo per i clienti sprovvisti di Green Pass. La capienza andrà rimodulata, promette dal palco l'assessore Manuela Lanzarin. Monitoreremo l'andamento dei contagi. Se in questi presidi facciamo anche interventi di sanità pubblica, tamponi, interventi per quanto riguarda l'uso di sostanze, di alcolici, voi capite insomma che andiamo anche a intercettare anche altre criticità. Abbiamo sempre detto questi sono ambienti protetti, ambienti che probabilmente riescono a gestire in maniera più attenta.